Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Piave in Blu, condotta dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi che è mercoledì 3 marzo tocca a me, Luigi Guglielmi, e vediamo subito quali sono i titoli principali sulle edizioni bellunesi. Cominciamo con il Corriere delle Alpi. Il titolone è sui vaccini. Ieri una prima uscita pubblica del nuovo direttore generale dell'ULSS 1, Carraro, che annuncia: l'ULSS accelera sui vaccini. Questo è il titolone del Corriere delle Alpi. Carraro, sono in arrivo più dosi. La neodirettrice punta a rilanciare la campagna di immunizzazione integrando luoghi e date. Da aprile nuovo piano regionale di assunzioni, aggiunti 162 milioni per reclutare medici e infermieri. Questo è il titolone sul Corriere delle Alpi. Adesso andiamo a vedere anche il lancio di questa notizia. Poi Marianne e Dallanese approfondiscono all'interno le pagine 6, 8 e 9. Lavoro di squadra, valorizzazione delle eccellenze del territorio, miglioramento delle criticità, introduzione di nuove tecnologie come la telemedicina e, nel contesto della pandemia, accelerazione delle vaccinazioni. Ce lo diceva l'altro giorno in intervista anche il responsabile del Dipartimento di Prevenzione, il dottor Cinquetti. L'avrete sentita probabilmente l'intervista che gli abbiamo fatto, vista. Diceva che le prospettive, incrociamo le dita, sembrano sia appunto di una maggiore circolazione di materiale, insomma di vaccini, per cui le prospettive anche di organizzazione delle vaccinazioni dovrebbero mutare in meglio. Sono le priorità, torno a leggere, della nuova direttrice generale dell'ULSS 1, Maria Grazia Carraro, e il Veneto investe su nuove assunzioni di medici e di infermieri. Tutte cose che si sarebbero dovute fare prima. Adesso è servito il coronavirus purtroppo a insegnarci che dobbiamo stare più coperti da quel punto di vista, altro che tagliare su medici e infermieri. Draghi firma il nuovo DPCM, altro titolo, l'avete sentito ieri sera in tutti i telegiornali, entra in vigore sabato. Il decreto ristori ammonta a 12 miliardi di euro. Scuole aperte in Veneto anche dopo la firma del nuovo DPCM, che entra in vigore sabato. Vi ricordate perché il precedente, l'ultimo DPCM grosso di Conte, aveva scadenza il 5 marzo, quindi viene sostituito da questo nuovo DPCM che, a scadenza di quello, ne prosegue sostanzialmente gli indirizzi, con alcune novità importanti. Però il governo dice: il lancio prepara il piano ristori. Allora, la fotografia centrale riguarda un soccorso in montagna, la fotografia centrale della pagina. Io, come sempre, amici di Radio Piave, vi invito, poi vi do appuntamento a dare un'occhiata alle fotografie di cui qui vi racconto, guardando la nostra rassegna nella versione video su YouTube e su Facebook soprattutto, dove ci seguite moltissimi, e salutiamo anche da qui subito tutti quelli che ci stanno guardando in video adesso. Se vi piace questa rassegna, un like sappiate che è sempre gradito, e anche un commento. Se ci salutate cerchiamo di rispondere alle vostre domande. Il titolo, vi dicevo, sotto la foto di soccorso sulla neve: alleanza per la sicurezza tra CNSAS, che è la sigla del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, e le truppe alpine. È accordo tra il soccorso alpino e le truppe alpine per i soccorsi in montagna, in vista di un'estate che si profila calda. Perché si profila calda? Perché sappiamo che molta gente cercherà la montagna come luogo di aria pura, di aria pulita, di posti isolati dove venire a far vacanza in modo sicuro. E il soccorso, il mondo del soccorso già si prepara. Possiamo dircelo, siamo bravi, perché questa cosa del soccorso alpino, dell'elicottero addirittura, hanno avuto degli slanci pionieristici proprio in provincia di Belluno. E chi viene qui da noi ha una sicurezza in più, può contare su un volontariato molto diffuso, molto ben organizzato, che è in grado di rispondere alle necessità, con una generosità incredibile. Bene, qui già ci si prepara la prossima estate, diciamolo, siamo bravi, bravi quelli del soccorso, bravi gli alpini che in questo caso stanno preparando questo accordo. Gli enti hanno siglato un'intesa a Bolzano per gli interventi in alta quota. Volontari e militari saranno fianco a fianco anche nelle esercitazioni. Ora la montagna è più sicura, dicono i due responsabili del soccorso alpino, Alex Barattin e Rodolfo Selenati. È un'alleanza pensata per rimettere in sicurezza le terre alte, non solo per soccorrere gli appassionati in difficoltà. E la firma è di Francesco Dalmas, che salutiamo anche da queste nostre frequenze radio e dai nostri video.
Andiamo a vedere ancora i titoli di questa prima pagina del Corriere delle Alpi. Operai al lavoro sul tavolato, al Peron la passerella torna agibile. Per me è una buona notizia perché quella passerella secondo me è un posto veramente delizioso, oltre che comodissimo perché consente un collegamento tra destra e sinistra accordevole al Peron del MAS, in un posto dove non sono altrimenti così agevoli, rende possibile arrivare subito a San Gottardo in posti meravigliosi, a Salette in posti meravigliosi veramente, dove ora non era più possibile passare dal Cordevole, attraverso il Cordevole, perché Vai aveva portato via la passerella. Era tra i danni prodotti dall'incredibile tempesta che abbiamo subito a fine ottobre 2018. Passerella al Peron pronta tra 2 settimane, dice il lancio, si posano le tavole per ripristinare la struttura distrutta da Vaia. È un altro tassello che torna a posto, un'altra cosa che ci deve far guardare con ottimismo, perché pian piano le cose le sappiamo mettere a posto. Il giallo di Cornuda, assegni intestati, nuova pista per il pestaggio mortale, si indaga per omicidio nel caso di Emanuele Mazzocco, nel luglio scorso colpì alla testa Giuseppe Vendrasco, deceduto lunedì. Pagina 24 è la notizia che trovate sulle locandine di oggi. All'inizio, di fianco al titolone grande sui vaccini, la notizia di apertura riguarda ancora quel ragazzo di 27 anni trovato morto probabilmente sabato durante un'escursione nella zona del Pizvedana, e purtroppo appunto i soccorsi non hanno potuto che rinvenire la salma a giorni di distanza. La testimonianza, il mio Tiziano innamorato della montagna, e domani ci sono i funerali. Tiziano amava la montagna, così mamma Manuela ricorda il figlio precipitato allo Spiz de Vedana. Domani sono previsti i funerali, l'articolo è a firma di Gigi Sosso. Noi ci rendiamo conto di una cosa, noi dell'Amico del Popolo: quante volte quando diamo queste notizie, che le diamo alla radio, che le diamo adesso in video o che le diamo sul giornale cartaceo, quante volte queste nostre notizie arrivano direttamente in mano alle persone coinvolte nei fatti, nelle vicende di cronaca. Questo succede perché siamo una provincia piccola, perché i mezzi di informazione come il nostro, l'Amico del Popolo, ha una grande capacità di penetrazione tra le nostre famiglie, e quindi spesso, insomma, ad ascoltare come diamo queste notizie sono proprio i diretti interessati. Quindi anche per questo, se ci sono in ascolto, se ci stanno guardando persone che hanno così vissuto questa tragedia, insomma, noi vorremmo far sentire, non è per posa, lo diciamo perché siamo consapevoli che probabilmente state guardando anche voi, insomma, vorremmo farvi sentire la nostra vicinanza, perché possiamo solo provare a immaginare cosa sia perdere un ragazzo di soli 27 anni per una disgrazia così. I volontari del FAI, 30 ciceroni per l'arte bellunese taglio basso. Da 5 anni promuovono le bellezze architettoniche, storiche e ambientali locali, una crescita costante per numeri e partecipazione, anche grazie a iniziative come il progetto per diventare apprendisti ciceroni. Sono i volontari del FAI bellunese innamorati del territorio. La firma è Valente, pagina 19, per chi vuol saperne di più. Allora lasciamo questa prima pagina del Corriere delle Alpi, che vi ho praticamente presentato tutta. Vi faccio vedere, dopo torniamo sul Corriere, la prima del Gazzettino Nazionale, giusto perché anche il Corriere delle Alpi ha degli spunti nazionali. Facciamo il paragone, mettiamo a confronto le due pagine. Sul Gazzettino Nazionale il titolone è questo: alla Mare Ionio 125.000 euro. Sapete, questa è una vicenda legata all'assistenza umanitaria, insomma, che viene svolta, che a volte ha dei profili piuttosto oscuri, insomma, che vanno senz'altro chiariti. L'osservatorio, la giunta Zaia, fiducia all'86%, pensate, piace anche agli avversari. Quindi il successo personale ma anche di gruppo della giunta di Zaia, il governo di Zaia, continua a piacere in modo incredibile ai veneti. Il titolone di apertura del Gazzettino è sul coronavirus, che non abbiamo praticamente trovato sull'altro giornale, se non per il riferimento veloce al DPCM. È questo il titolone: esplode la variante inglese, il virus più contagioso, sempre più diffuso, picco nell'Alta Padovana, Veneto e Friuli verso l'arancione.
Qui mi verrebbe da dire, se ci seguite sull'Amico del Popolo, se seguite i nostri grafici, le nostre stime, i nostri calcoli sull'incidenza settimanale, sì, l'avete già visto, insomma, noi stiamo vivendo una settimana in giallo, ma i numeri della settimana scorsa, che verranno ufficializzati dal governo venerdì, cioè dopodomani, i numeri della settimana scorsa già ci fanno dire che molto probabilmente siamo da arancio, quindi stiamo vivendo sereni e felici. In realtà i nostri numeri non sono così belli. Leggiamo il lancio, poi vi dico una cosa in più. In Italia circa il 60% dei casi Covid è dovuto alle varianti, il 60% dei casi. Quindi ormai il vecchio virus, quello della prima ondata di un anno fa, non c'è quasi più. Ormai siamo di fronte a una variante, a un nuovo tipo di coronavirus, perché quello è mutato in modo importante rispetto alle nostre capacità di riconoscerlo e difenderci, no? Dilaga in tutto il paese, soprattutto la temibile mutazione inglese, ormai al 54%, che se anche pare non essere in grado di incidere sulle immunizzazioni, ovvero se uno ha già fatto il coronavirus o se è vaccinato, dovrebbe sapersi difendere anche dalla variante inglese. Ecco. Però qual è il problema? Che ha una maggiore trasmissibilità soprattutto tra i giovani, quindi questa variante inglese può riempire le falle che lasciamo aperte perché non siamo vaccinati, perché non stiamo attenti, perché non mettiamo le mascherine, perché non le mettiamo in modo corretto. Ecco, attenzione, perché adesso quei comportamenti che finora sono sembrati sufficienti, non solo dobbiamo continuare a portarli avanti, ma dobbiamo portarli avanti anche con più attenzione, proprio perché la variante inglese potrebbe approfittare di certe nostre disattenzioni, no? Così le regioni, dice l'articolo del Gazzettino in prima pagina, si preparano a correre ai ripari. Da lunedì prossimo gli studenti friulani rimarranno a casa e il governatore Massimiliano Fedriga si appresta a firmare la zona arancione scuro per Udine e Gorizia. Si fermano bar, ristoranti, spostamenti solo all'interno dei comuni, questo in Friuli. In Veneto invece non ci sono, tra parentesi ancora, c'è scritto, non ci sono ancora le condizioni per intervenire sulle scuole, solo 142 casi positivi su 100.000 quando il limite è 250, ma c'è il rischio di passare in zona arancione. Intanto però la variante inglese registra un picco nell'Alta Padovana, 4 scuole chiuse. Vi dico due cose interessanti che erano ieri sui giornali, non ho visto oggi riferimento a questo, ma può darsi che abbia scorso troppo velocemente. Se vediamo ci fermiamo un attimo. La fondazione Gimbe, seguite quello che dice la fondazione di Gimbe, sono molto bravi nell'analizzare i numeri, nello scoprire le tendenze, nell'esaminare la situazione sulla base di dati ufficiali. La fondazione Gimbe dice questa stessa cosa, cioè in Italia ormai il 60% dei casi di coronavirus non sono più del vecchio coronavirus, sono varianti del coronavirus, e fin qui ci siamo. Bene, molto diffusa la variante inglese, però ieri hanno diffuso una tabella in cui si vedeva regione per regione qual era la situazione, soprattutto rispetto alle varianti più temibili, quella sudafricana e quella sudamericana. Bene, vi do la buona notizia, se non avete visto questa tabella, che nel Veneto non figurano casi di variante sudamericana e di variante sudafricana, che sono più pericolose perché le si ritiene anche più letali, ma anche più in grado di eludere la nostra immunizzazione naturale o dovuta ai vaccini. Bene, quindi nel Veneto non ce n'è. Dov'è la variante? È molto diffusa, anche sopra il 30%, queste varianti più pericolose, sono molto diffuse invece purtroppo nel centro Italia, Umbria e Toscana soprattutto. Quindi da qui capite bene anche dove si può arrivare col ragionamento. Dobbiamo cercare di fare in modo che lì quelle varianti non si espandano e cercare di non farle arrivare in Veneto. Dobbiamo stare attenti. In questo momento noi nel Veneto abbiamo molta variante inglese, ma non abbiamo ancora quelle più pericolose. Zero casi. È una notizia buona e nello stesso tempo preoccupante, quindi mi raccomando, stiamo attenti su questa cosa qui. Per quanto riguarda il 250, vi dicevo, la soglia dei 250 che è stata indicata dal DPCM era un'indicazione che era arrivata ancora in dicembre da parte dei tecnici, che la soglia 250 nuovi positivi su 100.000 abitanti regionale nella settimana era una soglia che doveva determinare il rosso. A quel tempo saremmo finiti dentro Rossi, il Veneto, e ci saremmo finiti dentro anche come provincia di Belluno. Appunto, adesso siamo poco sopra 100,
che non è il massimo perché 50 sarebbe la soglia di sicurezza, ma essendo sopra 100 non siamo ancora a 250, che secondo il nuovo DPCM di Draghi, 250 sarà la soglia che determina la zona rossa praticamente per quanto riguarda le scuole e per altre misure. 250, bene, voglio solo farvi riflettere, se seguite i grafici sull'Amico del Popolo lo vedete, noi in dicembre siamo stati, Belluno, a 700 rispetto a 250. Quando avevamo Belluno, unica provincia nera in Italia con la situazione peggiore di tutta Italia, a quel tempo avevamo incidenza settimanale sopra 700. Pensate come siamo stati messi. E infatti abbiamo avuto un sacco di morti a quel periodo là, insomma. Quindi, ecco, questa è la situazione. Ecco, adesso siamo messi molto meglio, cerchiamo di continuare a comportarci bene perché se no si torna come prima. Pagina 2, scuole alt in zona rossa, appunto alt sopra 250, e nelle altre due aree, cioè giallo e arancione, decidono i governatori, chiusure possibili oltre i 250 contagiati ogni 100.000 abitanti, ripeto, alla settimana. Ipotesi proroga delle elezioni, allo studio in caso di peggioramento anche il ritorno ai lockdown nei weekend. Allora noi vediamo c'è uno schema buono che ci dice, mi soffermo su questo perché è molto interessante, quali sono le 24 province che sono sopra i 250 contagi ogni 100.000 abitanti, cioè che hanno una incidenza da zona rossa, e come vedete sono, ve le leggo velocemente: Brescia, Rimini, Bologna, Ancona, Forlì e Cesena, Udine, Modena, Bolzano e Trento, qui attaccati a noi, Udine, qui attaccato a noi, Pistoia, Pescara, Ravenna, Reggio Emilia, Verbania, Salerno, Chieti, Como, Imperia, Frosinone, Monza, Brianza, Mantova, Bari, Siena e Macerata. Ecco, tutte queste province sono sopra 250. Ripeto, vicino a noi, attaccati a noi, abbiamo Bolzano, Trento e Udine. Noi siamo a 100 e poco. Brescia 486, Bolzano 378, Trento 378, Udine 393. Bene, vuol dire che noi andiamo meglio, stiamo attenti, cerchiamo di sfruttare questo vantaggio che ci troviamo adesso a gestire. Allora, noi andiamo avanti con questo giornale velocemente, poi torniamo al Corriere. Tutta questa prima parte riguarda le notizie del coronavirus. Pagina 8, il gradimento per Zaia non si ferma, è all'86%, dicevamo prima, no? Ecco, arriviamo a vedere qual è la pagina di apertura su Belluno del Gazzettino di oggi. Eccoci qua, adesso siamo arrivati, e il titolo è un'altra notizia positiva che diamo volentieri: case di riposo libere dal Covid. Un solo ospite in tutta la provincia è positivo al virus, è assistito nella struttura Antonio Brandalise di Feltre. L'ULSS, merito del vaccino al personale e agli anziani. Siamo tranquilli, fatte salve le sorprese per le varianti. Eccolo qui, torna il punto. Non siamo così sicuri che i vaccini ci proteggano dalle varianti. Ripeto, non abbiamo nessun caso nel Veneto caso riscontrato di varianti troppo pericolose, l'inglese sì, ma le altre no. Cerchiamo di restarne liberi in questa situazione con gli anziani vaccinati e gli operatori delle case di riposo vaccinati. Avete visto che c'è stato il crollo dei positivi, per fortuna. Nelle strutture della provincia c'è un solo ospite positivo al virus, si trova all'Antonio Brandalise di Feltre. In tutto il resto del territorio, a un anno dalla drammatica ondata di contagi che è costata decine di vite, si tira il primo sospiro di sollievo. Dall'inizio della prima ondata sono state eseguite le vaccinazioni a tappeto a ospiti e dipendenti dell'RSA, spiega il dottor Sandro De Colla, capo della task force dell'ULSS. Siamo ragionevolmente tranquilli, fatte salve sorprese, è tra le virgolette, lo dice De Coll, fatte salve sorprese per le varianti del virus, che non sappiamo ancora come si comporteranno. L'approfondimento è di Davide Piol. Ciao Davide, pagine 2 e 3, il nuovo DG, la telemedicina per arrivare dove servono le cure. Belluno, 5 anni di reclusione all'hacker del bancomat. Sindacale, Ideal Standard, nuovi scioperi, adesso si ferma la logistica, non avevamo ancora risolto il problema dell'ACC e scoppia questa bomba dell'Ideal Standard che ci preoccupa moltissimo. Sci, impianti chiusi, Alleghe, Falfade e Falcade ora si sono arresi. In un comunicato social i comprensori danno l'arrivederci alla prossima estate.
Feltre, la rete va in tilt, così la farmacia blocca le vendite. Fonzaso, rifiuti alla SAP, la bonifica è in partenza, grazie a un intervento molto importante dal punto di vista economico messo in campo dalla regione, lo annunciava l'assessore Bottacin qualche tempo fa. Foto centrale di prima pagina, amici della radio, ve la racconto, un bellissimo Bob in partenza. La foto serve per annunciare il fatto che la regione vuole andare avanti in modo deciso, l'ha fatto, lo si è colto dalla riunione di giunta di ieri, per il rinnovamento e il rifacimento della pista da bob Eugenio Monti di Cortina. Costerà un sacco di soldi, ma vuole diventare un punto di riferimento internazionale, in modo da averla pronta per le Olimpiadi, perché anche il bob si possa correre a Cortina come è stato previsto, purché ci sia la pista. Cortina, progetto esecutivo, pronti 85 milioni nel complesso, pista da bob, la monti verso la rinascita. Accordo tra la regione e comune di Cortina per dare il via al progetto esecutivo della nuova pista da bob Eugenio Monti. Sul piatto ci sono ben 85 milioni di euro che serviranno per trasformare il tracciato per le Olimpiadi 2026, ma su questo vi sapremo dire anche noi dell'Amico del Popolo qualcosa di più in tempi brevi, vi anticipo. Torniamo sul Corriere, perché volevo sfogliare un attimo anche questo. Il Veneto in zona gialla non chiude le scuole, il titolone a pagina 5, i positivi sono 142 ogni 100.000 abitanti, dato che vi avevamo già mostrato già domenica sull'Amico del Popolo, se ci seguite, www.amicodelpopolo.it. Zaia, monitoriamo i contagi e le tensioni su ricoveri e terapie intensive. Vi avviso, a metà di questa settimana, domani, vi anticiperemo come sta andando l'incidenza in questa settimana nel Veneto, in provincia di Belluno. Così a occhio, per quello che abbiamo visto, la troveremo ancora un po' in aumento, ma di poco, quindi rimaniamo, penso che si potrà finire domenica con la settimana comunque anche questa sotto quota 250, ed è una buona notizia questa che vi sto dando. Sanità, nuovo piano delle assunzioni da aprile, le gare provinciali diventano nazionali, il volley giovanile torna in campo. L'intervento, la presentazione di ieri di Maria Grazia Carraro, nuova direttrice generale dell'ULS 1 Dolomiti. Ieri c'è stato l'incontro con i giornalisti. Ristori 12 miliardi a imprese e partite IVA. Questi sono i titoli principali delle prime pagine, sulle prime pagine del Corriere delle Alpi. Arrivando a pagina 15, e poi chiudo, mi fermo qui, con Castro, il commissario straordinario della CC. Salviamo Belluno e la filiera dei compressori. Italcomp è pronta a partire. Il commissario straordinario di ACC Wambao spiega il progetto, manca solo il go, l'avanti, andiamo, del governo. L'industria qui ha un futuro, e sono parole di grande conforto, perché comunque attingono alla sfera del problematica dello spopolamento, della diversificazione, insomma sono questioni davvero importanti. Il titolo di apertura di Belluno, e poi ci salutiamo: appartamenti popolari e alloggi per i medici negli edifici abbandonati, il piano del comune, recupero del patrimonio edilizio, metano e piste ciclabili, è aperta la caccia alle risorse del programma per la qualità dell'abitare. Con questo mi fermo, oggi qualche minuto in meno. Vi ringrazio per l'ascolto, vi invito come sempre a seguirci su www.amicodelpopolo.it, sulla nostra pagina Facebook, sul canale YouTube, su Instagram. Tantissimi ci seguite su Instagram, soprattutto i giovani. Ecco, grazie di tutta questa vostra attenzione. Vi saluto come al solito con due parole: state bene. Ciao!